Alla Nuorese non è riuscita l'impresa di battere l'Aprilia, ma lo 0-0 vale più del punto conquistato e serve ai verdi-azzurri per ripartire dopo una settimana difficile che ha visto il cambio in panchina. La Nuorese ha fatto la partita per tutto il primo tempo, ha rifiatato in avvio di ripresa e poi nel finale ha sfiorato ripetutamente il vantaggio. I verdi-azzurri sono andati al tiro al 7° minuto con Gianni, servito da Coccuzza, ma la palla finisce fuori. Un minuto dopo la Nuorese ha sfiorato l'1-0, Coccuzza scaglia un tiro velenoso, Caruso respinge con difficoltà sulla linea, ma Cadau da pochi passi si fa respingere il tiro. La Nuorese, nonostante le assenze di Bonu, Bianchi e Cappai squalificati e di Bossa infortunatosi nel riscaldamento, mantiene il pallino del gioco. I verdi-azzurri pressano alto con Alessandri che detta i tempi di gioco. Gli ospiti invece si rinchiudono in difesa. Dopo un predominio della Nuorese, al 22esimo l'Aprilia prova a impensierire De Liperi. Schiumarini entra in aria, calcia ma trova l'opposizione di Lepore. Ma si tratta di un fuoco di paglia. Infatti è la Nuorese a sfiorare l'1-0 con Coccuzza che su assist di Lepore in girata costringe Caruso al miracolo. È il 25esimo. Non passa un minuto che Cugieddu con un tiro cross costringe il portiere ospite alla difficile deviazione sulla traversa. L'Aprilia risponde col solito Schiumarini che ci prova da lontano, ma De Liperi controlla. È il 29esimo. La Nuorese prova a scardinare la difesa laziale al 34esimo con Cadau, servito da Coccuzza, ma l'attaccante manda out. Nella ripresa l'Aprilia si scuote, al primo Pagliaroli su assist di Totto tenta la rovesciata ma la palla finisce a lato. La Nuorese si abbassa e l'Aprilia prova ad approfittarne, Pagliaroli al 10° calcia a botta sicura ma fa da respingere la disperata. La sfera arriva a Roversi che non trova la porta. Sul rovesciamento di fronte Cadau scaglia un bolide che Caruso respinge con i pugni. L'occasione migliore per gli ospiti arriva al 17esimo con Maula, ma De Liperi compie il miracolo respingendo con i piedi. Mister Baci manda in campo forze fresche e fa entrare Deiana e Puddu. La Nuorese riprende l'iniziativa, al 27esimo Deiana salta un avversario e serve Coccuzza al limite, ma la girata finisce alta. La Nuorese ci crede al 32esimo sugli sviluppi di una punizione, sfiora il gol con Lepore che lambisce il palo. Deiana ci prova al 38esimo, ma la palla finisce alta. Nel finale i verdi-azzurri sfiorano il gol, al 41esimo Cadau calcia fuori, al 42esimo Deiana costringe Caruso al miracolo. La gara finisce qui, la Nuorese non è riuscita a vincere ma è ripartita dopo la dura sconfitta di Ostia.